Carissimi amici del canale YouTube e della pagina Facebook Napoli è sempre bella 2, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i napoletani nel mondo, a tutti i tifosi del Napoli e naturalmente a tutti gli iscritti ai nostri siti. Cari amici, devo parlarvi in questo video ancora del dopo partita Napoli-Juventus. Sembra proprio che quando il Napoli batte la Juventus oppure qualsiasi squadra abbia commesso quasi un reato. Sì, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus, sia dai calciatori. Ricorderete, abbiamo già commentato le dichiarazioni di Gigi Buffon, sia dal tecnico della Juve, abbiamo commentato anche le dichiarazioni di Maurizio Sarri, alcune così gravi che gli stessi tifosi juventini gli hanno dato torto e quindi hanno detto a Sarri che certe cose, certe dichiarazioni se li poteva pure risparmiare. Insomma, non è finita ancora, perché dopo la vittoria del Napoli con la Juve c'è ancora qualcuno che continua a parlare, anzi a sparlare. E diciamo che non ci meravigliamo più di tanto quando poi adesso immediatamente vi dirò i nomi di questi presunti signori. Perché? Perché sono recitivi al massimo. Uno si chiama Giuseppe Cruciani, conduttore di una radiolina che si chiama La Zanzara, se non sbaglio, e poi un altro è il signor Giampiero Mughini, entrambi tifosi juventini. Cruciani una volta era laziale, poi avrà tradito per interesse, mentre il signor Mughini, che è catanese e rinnega le sue origini, è detto tempo fa: non sia mai che io abitassi a Catania, non sia mai tifare per una squadra della Sicilia, io sono juventino, mi piace la Francia, mi ritengo più francese che siciliano. Insomma, praticamente lo so, io in questo momento sto pensando a tutti coloro che quando parlo di questi signori mi dicono: Gianni, ma chi te lo fa fare? Parlando di questi qua, alla fine tu fai il loro gioco, specialmente per il signor Giuseppe Cruciani, perché lui offende Napoli sempre, ogni volta, puntualmente, solo per avere audience, per avere un po' di visualità, di visualizzazioni, di notarietà, eccetera, eccetera. È vero, avete perfettamente ragione. Ma non ce la faccio. Quando sento certe cose io lo devo fare, perché anche se nel mio piccolo per me è una denuncia, perché quando sento certe cose contro Napoli o i napoletani sento nel cuore il dovere di parlarne, ripeto, nel mio piccolo, perché deve la mia comunicazione arrivare come una denuncia. Denuncia di che cosa? Che qua praticamente ogni giorno qualcuno si sveglia e si permette di dire quello che vuole su Napoli, sui napoletani, anche sulle cose più banali o le cose più semplici, come quella che è accaduta dopo Napoli-Juventus. E allora tutti saprete di questa cosa, ma io non ne ho ancora parlato, è la prima volta. Ho resistito qualche giorno perché è una notizia che non è che è uscita questa mattina. Ho resistito, non ne voglio parlare, ma poi alla fine ho ceduto alla tentazione e non ce l'ho fatta. Ed eccomi qua. Allora, quando il Napoli ha battuto la Juventus al San Paolo, sapete che quando inizia la partita a centrocampo le due squadre vengono schierate con dei bambini, alcuni con la maglia del Napoli e alcuni con la maglia della Juventus. Naturalmente i bambini sono tutti della zona, in quel caso
in quella partita di Napoli, bambini delle scuole calcio, oppure presi a caso tra i più bravi a scuola, eccetera, eccetera. Almeno voglio sperare. Insomma, all'inizio di quella partita uno di questi bambini che indossava la maglia della Juventus e dal suo gesto chiaramente ha dimostrato di essere un tifoso del Napoli, quando la telecamera è passata su di lui ha fatto il gesto sullo scudetto della Juventus, sullo stemma, ha fatto così e praticamente ha fatto capire che lui non ci teneva per quella maglia e che era tifoso del Napoli. Ma mi sembra, innanzitutto fatto da un bambino, mi sembra un reato, mi sembra una cosa così scandalosa, mentre ne abbiamo viste dagli stessi bambini, che però siccome proprio sono bambini, non sono giudicabili. Quando si esagera, beh, che va oltre il lecito, allora sì, la colpa bisogna darla ai genitori che gli hanno insegnato un'educazione che non sta né in cielo né in terra. Ma in questo caso, un bambino che fa un gesto così e dice, praticamente fa capire, io indosso la maglia della Juve, ma non sono tifoso della Juve, perché alla fine il messaggio di quel ragazzino era questo. Beh, allora apriti cielo, il signor Cruciani nella sua radiolina, dico radiolina perché chi se lo, insomma, avete capito. E appunto lui fa queste dichiarazioni puntuali contro Napoli, i napoletani, dicendo le cose più assurde. Nel passato figuratevi che ha detto che i napoletani dovrebbero essere messi tutti nei forni crematori come gli ebrei, eccetera. Insomma, io vorrei dire che queste persone, nel caso del signor Giuseppe Cruciani, che pubblicamente si permette di dire delle cose e in questo caso offendere questo bambino e i genitori di questo bambino, perché che cosa hanno detto sia Cruciani che il signor Giampiero Mughini? Hanno detto che sicuramente dopo questo gesto questo bambino nella vita che cosa può fare? Ecco qua, la discriminazione, il parcheggiatore abusivo. Perché? Perché a Napoli facciamo tutti i parcheggiatori abusivi, tutti siamo camorristi, tutti siamo delinquenti, mentre da Roma in su sono tutti signori, tutti per bene, tutti onesti che pagano le tasse, che non esiste illegalità, non esiste gente sporca, delinquenti, eccetera, eccetera. E soprattutto non esistono parcheggiatori abusivi come in questo caso. Questa è l'espressione di Mughini, che va bene, Cruciani oramai abbiamo capito l'elemento qual è e insomma che cosa è capace di dire e perché lo dice e lo fa. Ma Mughini, che tutti lo riconoscono come un intellettuale, e un intellettuale dovrebbe essere colui che è molto più intelligente, con un'intelligenza superiore a quella comune, dovrebbe insegnare ai meno intelligenti le regole oppure i pensieri e le cose della vita, il senso stesso della vita. E questo sarebbe un intellettuale che giudica il gesto, che sicuramente forse è anche sbagliato, sicuramente il bambino se lo poteva pure evitare questo gesto, questo è vero, ma da qui a discriminarlo solo perché era un tifoso del Napoli e dire beh, questo bambino può fare solo il parcheggiatore abusivo. Ma che ne sai, signor Mughini, se i genitori di questo bambino non fanno sacrifici dalla mattina alla sera e per mantenerlo nel prossimo futuro all'università e sarà un grande dottore o un grande scienziato? Ma come fai a condannarlo già da bambino solo per il calcio? Solo perché ha voluto dire che lui non è tifoso della Juve, ma tifoso del Napoli.
E poi lo stesso Mughini e lo stesso Cruciani invece ci passano sopra e naturalmente addirittura giustificano quando i bambini juventini in tribuna, nei distinti, nelle curve, di fronte ai tifosi napoletani che sono rinchiusi come topi in un altro settore dello stadio, gli dicono parolacce e insulti di tutti i colori, bambini dai 6 anni ai 10 anni, come Camorrista, Terrone, Coleroso, Vesuvio Lavali con fuoco, bambini di 6 anni ai 10 anni, tifosi della Juve. In quel caso Mughini silenzio oppure giustifica, e il presunto signor, dico signor, presunto Giuseppe Cruciani invece non solo non denuncia il fatto, non solo, ma giustificano. In quel caso si tratta di un bambino, si tratta di un semplice spottò, è vero Giampiero Mughini? E allora questi sarebbero gli intellettuali italiani? Beh, allora se nel calcio c'è tutto il marcio e tutto l'odio che c'è sugli spalti e nei campi di gioco, secondo me è colpa proprio di questi personaggi. È certamente non mia, che obiettivamente e con coscienza metto sempre le cose bene e in modo chiaro, e cioè che il calcio è un gioco e la vita è una cosa preziosissima che non ha niente a che fare con la passione e il gioco del pallone, che non è assolutamente ammesso che si voglia un incidente, un infortunio, una malattia o cose brutte di un calciatore o un dirigente di una squadra di calcio, qualunque essa sia, solo perché non appartiene alla propria squadra del cuore. Queste sono cose inammissibili che io ho sempre condannato, che condanno e che separo. Eppure, malgrado la mia garbatezza, il mio modo di separare il calcio dalle cose della vita, qualcuno, solo perché sono dichiaratamente, ma con rispetto per la Juve, un anti-juventino, mi dicono di essere un fomentatore di odio, assolutamente ridicoli, mentre invece questi signori sono dei veri e propri fomentatori di odio. Perché? Perché in questo caso, come sono indignato io, che però non me la prendo con la Juventus, non me la prendo con i juventini, perché diversamente dal signor Mughini e dal signor Cruciani, io conosco e ho a che fare, mi stimano tanti tifosi della Juventus che non sono degli imbecilli come questi signori o dei fomentatori di odio, ma dei semplici tifosi della Juve per bene, obiettivi, che sono i primi a condannare le discriminazioni pazzesche di questi personaggi. E allora quindi, per cortesia, abbiate pazienza se l'ho detto, avete ragione se dite che così do soltanto notorietà a questa gente, ma non ce l'ho fatta. Bisogna denunciarlo queste cose, perché poi c'è qualcuno che ci crede davvero che il signor Cruciani è un grande speaker o un grande commentatore, e ci crede davvero che poi Giampiero Mughini è un grande intellettuale. No, perché è l'esempio quello che ci rende uomini per bene e soprattutto anche professionisti. E quando uno commenta, come hanno fatto Cruciani e Giampiero Mughini, la reazione spontanea, innocente, banale di un bambino, come nel caso in questione, viene commentata con una discriminazione del genere, questi signori non sono né commentatori né speaker e nemmeno soprattutto intellettuali. Cosa sono? Sta a voi dirlo. Io non posso permettermi pubblicamente di dire il mio pensiero in questo senso, perché poi alla fine, ecco, qui ci vuole il rispetto è d'obbligo quando pubblicamente si fanno delle affermazioni.
ma voi siete liberi di pensarla come volete, come anche io, ma non lo dico. Però questo dovevo dirlo. Non è assolutamente giusto discriminare un ragazzino, un bambino, per un gesto libero e spontaneo, che si poteva anche tranquillamente evitare, ma da qui a discriminarlo ce ne passa. Cari amici, un saluto a tutti voi, grazie per la visione, ci risentiamo ai prossimi miei video e ai prossimi commenti, un abbraccio a tutti. Come sempre vi dico, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.